Ho iniziato a studiare musica elettronica nel 2012 al Conservatorio di Sassari. Ho fatto il triennio, quindi il primo livello lì, e ho concluso il percorso a Cagliari, quindi ho fatto il biennio di specializzazione a Cagliari. Quindi mi sono avvicinato insomma alla musica elettronica a un'età un po' avanzata, ecco, però quello che mi ha portato lì è comunque stata la passione per la sperimentazione. Mi piace molto, mi piaceva molto e mi piace molto tuttora sperimentare e cercare nuove sonorità sempre, cioè nuove per me poi. Quindi il concetto di nuovo è un po' difficile da immaginare, però ecco, questo è quello che mi ha spinto ad avvicinarmi alla musica elettronica. Poi, durante il percorso di studi, quindi durante i primi 3 anni, diciamo che non ho approfondito molto il discorso della composizione perché ero preso da altre questioni legate più alle tecnologie, alla programmazione, alla costruzione di ambienti esecutivi per il live electronics, oppure la creazione di strumenti per l'elaborazione del suono o per la sintesi del suono. Questo era il mio interesse primario. Mi sono avvicinato alla composizione dopo, quindi quando ho iniziato il biennio ho cominciato a scoprire nuove cose, a scoprire nuova musica, almeno per me lo era, e questo mi ha portato insomma ad avere una forte curiosità verso certi modi di fare musica, e così ho iniziato a indagare insomma su quelli che erano i compositori quelli che erano i compositori più vicini a me. Ecco, ho iniziato, diciamo, con dei compositori non molto vecchi, quindi compositori giovani che hanno iniziato la loro carriera tra gli anni 90 e gli anni 2000. E man mano sono andato un po' a scavare più nel passato, e così sono entrato in contatto con quella che è la musica, la scuola francese, ok, della musica acusmatica. E lì ho conosciuto insomma quel tipo di quell'indagine mi ha portato poi a conoscere compositori come Zanesi, Bernard Parmigiani, Luc Ferrari, François Bayle, Gilles Gobel. Ecco, questi qui sono stati i miei compositori poi di riferimento. Quali sono invece i musicisti del passato che ti hanno influenzato? Allora, forse i musicisti, compositori di riferimento sono questi che ho appena elencato, anche perché durante il primo periodo di studi, quindi ritorno un po' al triennio che ho fatto a Sassari, i compositori che avevo conosciuto sono i classici, quelli cioè i grandi della musica elettronica, della musica del Novecento, come Luciano Berio, Maderna, Nono, Xenakis, poi Cage e così via. Però, a dire la verità, non mi hanno mai appassionato più di tanto, non mi hanno mai coinvolto più di tanto questi compositori. Sono rimasto più attratto
dai lavori dei personaggi che ho citato prima, ecco, Zanesi, Parmigiani, la scuola francese principalmente. Compositori sardi contemporanei sei presente nel primo volume con Rebirth, ci vuoi parlare di questo lavoro? Sì, allora, Rebirth è una composizione che nasce da un immaginario un po' particolare. Diciamo, il mio approccio compositivo è questo, credo che sia poi comune un po' a tutti i compositori, credo. Io cerco di immaginare delle sequenze di immagini, un po' come un film, e poi successivamente vado a fare una ricerca sonora che renda giustizia a queste immagini. Rebirth racconta una storia un po' particolare. Ho immaginato delle rovine di una città dove la natura cerca di riprendersi i suoi spazi inghiottendo queste macerie che l'uomo ha lasciato. La ricerca sonora è nata principalmente, ciò che sono andato a ricercare sono stati dei suoni materici, diciamo. Ho cercato quindi di ricostruire queste sonorità immaginando questa vegetazione che si fa spazio tra le macerie e appunto, come ho detto prima, cerca di inghiottire questa città abbandonata. Qual è la tua idea di futuro della musica? Allora, prevedere un futuro per la musica per me è praticamente impossibile. Posso immaginare quello che può essere il futuro per quanto riguarda magari la mia musica, quello che faccio io. Di fatto, se mi guardo indietro, vedo molti cambiamenti. La mia musica, il modo di pensare la musica, il modo di comporre, per quanto mi riguarda, ha subito tantissimi sviluppi, variazioni, ecco. Quindi immagino che tra qualche anno non sarò più come sono adesso, sarò diverso, avrò un'idea diversa, avrò un modo di approcciare una composizione molto diverso. Già un cambiamento è avvenuto appunto da qualche anno, quando ho iniziato a sperimentare con il video e quindi dare una dimensione in più alla mia composizione, che da acusmatica è diventata audio-video, ecco. Quindi non so, sicuramente l'idea di composizione per me include anche altri aspetti che vanno oltre il suono.